Euroregione.news. Con una dotazione di 600.000 euro da suddividere in singoli progetti finanziabili fino a 15.000 euro e con una copertura al 75%, il bando istruzione per l'anno 2026 è stato presentato dalla Fondazione Friuli nella sua sede di Udine a Palazzo Antonini Stringer, che nell'occasione ha tirato le somme del bando 2025 con 106 progetti finanziati. Il nuovo bando, nel ricalcare le linee dei precedenti, è diretto a potenziare l'attività didattica e la sperimentazione di modelli formativi innovativi del sistema scolastico nei territori delle ex province di Udine e Pordenone, con particolare attenzione per la mobilità internazionale, il doposcuola, il miglioramento delle competenze motorie e i percorsi per il benessere di classe e di scuola. Le domande di contributo possono essere presentate entro il 20 marzo sia da parte di scuole pubbliche che paritarie. La continuità di questa iniziativa, resa possibile grazie alla sinergia con Intesa San Paolo, ci permette, ha sottolineato il presidente della Fondazione Friuli Bruno Malattia, di confermare la prioritaria missione di investire nel capitale umano come pilastro del futuro, coniugando innovazione didattica, inclusione e crescita globale dei giovani. L'avvocato Bruno Malattia ha invitato i progettisti a ragionare sempre più in termini di obiettivi precisi e misurabili per dare concretezza agli investimenti della Fondazione sul territorio. Oggi noi abbiamo presentato 2 esempi di iniziative utili e ben condotte da 2 istituti scolastici. La mia preoccupazione è che questo modo di procedere, di affrontare i problemi, diventi più diffuso, perché dalle molte domande che noi riceviamo in questo settore e non solo, la genericità ha troppo spazio, mentre c'è bisogno che tutti si abituino a misurare la capacità di azione che hanno rispetto all'obiettivo che vogliono raggiungere. Durante la conferenza spazio è stato dato a 2 testimonianze di concretezza progettuale sostenuta dalla Fondazione Friuli, che hanno ricevuto il plauso dei presenti. Il primo, quello del Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico di Udine, è stato presentato dalla dirigente Paolo De Nardo insieme alle professoresse Marta De Ganutto e Antonella Iannotta, referenti di un'azione partita da un partecipato sondaggio voluto dagli studenti, la cui metà indicava che parte del loro non star bene derivava dalla scuola. Quindi, partendo dal principio condiviso che sono i rapporti positivi tra compagni che creano benessere, si è pensato di rafforzare e promuovere nelle classi prime la formazione alle buone relazioni tra studenti, ha detto la professoressa De Ganutto, costruendo la consapevolezza nei linguaggi per renderli inclusivi, non ostili e comportamenti empatici ed accoglienti. Nelle classi seconde si è puntato invece sul benessere verso se stessi e verso il proprio corpo, alla ricerca di un equilibrio che allontani il rischio di dissonanze cognitive provocate da ossessivi input e miti esterni che possono condurre a psicosi che aprono le porte anche a disturbi del comportamento alimentare con esiti gravi se non letali. Mentre Antonella Iannotta si è soffermata sul Coperni Peer, un servizio peer tutoring richiesto dai giovani, ovvero momenti di ascolto extradidattici sulle problematiche adolescenziali con relativi suggerimenti su come affrontarle. Il liceo Copernico di Udine, ha aggiunto Paolo De Nardo, ha ampliato gli spazi di incontro per gli studenti oltre la didattica con il teatro, la musica e il circo per sollecitare il protagonismo dei giovani. Il secondo esempio progettuale, dal liceo scientifico Le Finlandiere di San Vito al Tagliamento, attraverso le parole della dirigente Carla Bianchi e delle docenti Monica Rossitte e Elisia Nonis. Il ponte formativo globale da San Vito a Cape Town e ritorno, così si intitola il progetto, porterà in soggiorno studio in Sudafrica una ventina di studenti che, ospitati in nuclei familiari, vivranno esperienze in vari ambiti, compreso il volontariato sociale e l'allenamento linguistico, in un contesto lontano da quello europeo e non privo di contraddizioni. L'importanza del bando istruzione di Fondazione Friuli in quanto strumento che contribuisce alle strategie per una scuola più moderna, inclusiva e attenta ai bisogni di giovani e famiglie è stata rimarcata da Mauro Pantanali, dirigente territoriale dell'ufficio scolastico regionale, mentre per Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto Est, Friuli Venezia Giulia,
Giulia di Intesa San Paolo, il futuro si costruisce sui giovani e sulla loro formazione, ma anche accompagnandoli in un percorso universitario sostenibile con strumenti adatti come il prestito d'onore, con la possibilità di restituire il debito a partire da 2 anni dopo la fine del ciclo degli studi e con diluizione fino a 30 anni. La nostra Banca dei Territori è proprio questo, quello che vuole essere non soltanto essere un interlocutore in punto finanziario, ma contribuire come oggi con questi progetti a far accrescere, a migliorare, a rafforzare l'ecosistema sociale che ci ospita. Investire nei giovani significa parlare di futuro, come lei ha ben detto si tratta non soltanto di lavorare sulle competenze culturali, linguistiche, ma anche su una dimensione di benessere dei ragazzi, sulle loro fragilità, quindi su skill più relazionali che sicuramente possono contribuire a una cittadinanza attiva, a rafforzare nel proseguio la comunità nella sua capacità di rigenerarsi. Alessia Rosolenna, assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia, ha ribadito che il fatto di sostenere direttamente ogni anno con 90 milioni di euro il sistema scolastico regionale, indipendentemente dall'attuazione del titolo V della Costituzione, significa esercitare lo spazio dell'autonomia, rispondendo alla richiesta di inclusione, sostegno alle famiglie, ai percorsi formativi, al miglioramento delle competenze motorie, quindi lo sport, ed innovazione sociale e alla sperimentazione, in particolare linguistica. A noi interessano i contenuti più che i contenitori, ha concluso l'assessore Rosolen, e su questo ci misuriamo grazie ad un sistema scolastico che in Friuli Venezia Giulia è portato avanti magistralmente da coloro che ne fanno parte. Siamo in una regione che ha deciso di giocare, come ho detto prima, lo spazio della sua autonomia nel sostegno alle scuole e negli indirizzi puntuali di rafforzamento di alcuni settori importanti. Siamo partiti nel 2018 e togliamo l'edilizia da questo, dall'impegno legato fondamentalmente solo al supporto del piano triennale dell'offerta formativa a un'azione invece di presenza costante, di supporto costante indirizzata su più filoni.